È l'entusiasmo del ritorno di un grande amore, quello che riempie la sala consiliare del Castello Inferiore di Marostica per l'annuncio dell'edizione 2022 di un evento che rappresenta tutta la città. Finalmente riannunciamo e confermiamo la partita a scacchi di settembre. È un momento di grande emozione, di grande orgoglio, perché la partita a scacchi risveglia nella città veramente uno spirito e un clima che è difficile da raccontare e da spiegare per chi non è da Marostica. 4 anni di stop, 2 di pandemia. La partita a scacchi e personaggi viventi di Marostica tornerà nella sua piazza il 9, 10 e 11 settembre. Saranno rinnovati il 50% dei figuranti, promettono gli organizzatori della Pro Marostica, che stanno compiendo in queste settimane le selezioni e annunciano anche il debutto di un ricco cartellone di eventi culturali chiamato Vivi il Sogno, che prenderà il via sabato prossimo con un incontro dedicato alle mura di Marostica e ai 650 anni dalla loro costruzione. Una rievocazione storica celeberrima con importanti ricadute sul territorio. Si attendono più di 20.000 presenze, perché di fatto gli spettacoli in vendita saranno 4, però si sta ragionando anche su qualcos'altro, e la presenza straniera è preponderante, più del 50% sono persone da fuori la provincia di Vicenza, quindi un indotto economico importante non soltanto per la città, non soltanto per l'area bassanese, che registrerà sicuramente sold out, ma per tutte le province che gravitano su Marostica. Un'edizione in cui l'antica giostra rivive di un messaggio universale. Io penso che sarà un messaggio importantissimo, quello di ritrovarsi tutti insieme, una comunità intera dentro una piazza, con molti stranieri, tra virgolette, che vengono ad incontrarci in questo unico grande abbraccio che è la partita.